Oggi messaggio di auguri del vescovo Damiano alla diocesi. A Montevago consegnate uova di cioccolato ai bambini ucraini. I beni culturali restano aperti anche durante le feste. Regionali Musumeci ci vuole restare, spiega il perché. Amministrative 120 comuni al voto il 12 giugno, tutte le regole. Intimidazione al sindaco di Petralia. Il deputato Mangiacavallo si candida al sindaco di Sciacca. La Camera boccia ODC di Sodano, significa che sono favorevoli al rigassificatore di Porto Empedocle, Corrao su Fiumenaro e Costa Agrigentina. Entro 2024 l'inquinamento potrebbe essere un brutto ricordo. Giro di Sicilia, ieri Palma, oggi Realmonte, calcio eccellenza verso i play-out e play-off. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi, come da tradizione, in apertura vi mostriamo il videomessaggio che l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha lanciato alla diocesi in occasione della Pasqua, invitando i giornalisti. Ed oggi ha anche voluto aprire le porte della sua casa a tutti coloro che desiderano incontrarlo per uno scambio di auguri. Vediamo. Il mio messaggio è il messaggio della Pasqua, quello che si concretizza in due parole, le parole del risorto: pace a voi. Sono parole forse che arrivano alle nostre orecchie come parole scontate. Effettivamente possono rimanere scontate se non vengono accolte nella nostra vita personale innanzitutto, e attraverso la nostra vita e quindi la nostra testimonianza vengano accolte nelle relazioni, sia quelle interpersonali, quelle familiari, ma perché no, nelle relazioni internazionali che sembra non siano riconciliate con questo atteggiamento profondo dell'uomo maturo, dell'uomo adulto, maschio o femmina che sia, che è appunto la pace. Le regole da seguire io le concentrerei su un atteggiamento che ha a che fare con una virtù, che è la virtù della prudenza. Capisco che la prudenza, come certi personaggi, è latitante, no? in noi, e bisogna riconoscerlo. Però è una virtù che per davvero, oltre a guidare costantemente la nostra vita, può guidare questa ripresa bella, direi con toni anche di emozione, questa ripresa delle manifestazioni esterne, e in particolare questa della Settimana Santa, che comunque toccano il cuore di tanti credenti e forse anche non credenti, perché la Settimana Santa e le sue manifestazioni esterne, le processioni, più o meno folcloristiche, attenzione, però tutto questo ha con sé un messaggio che supera un po' i ragionamenti, ecco, e tocca le emozioni più profonde di ciascun uomo, di ciascuna donna. Ma di lasciare che sia il Signore a precederci, non solo dove ci manda, perché altri lo possono incontrare, ma dove ci dà appuntamento, perché prima vuole incontrarsi con noi. Questa è un po' la sintesi e le conclusioni di questo breve messaggio, perché questi tre movimenti possono diventare il movimento della nostra Chiesa, delle nostre comunità parrocchiali, gruppi, associazioni, movimenti, nuove comunità e ripeto con quella espressione che mi è cara, anche questa attinta da Giovanni XXIII, per tutti gli uomini e le donne di buona volontà, che magari non professando consapevolmente, apertamente la propria fede, sono però interessati al futuro di questa nostra umanità. E festeggeranno la Pasqua anche i profughi ucraini in Italia. Per loro arrivano buone notizie.
profughi che hanno fatto richiesta di protezione temporanea dovranno ricevere tra qualche settimana un contributo per l'autosostegno da 300 euro al mese, più 150 euro per ogni figlio. E riguardo alle attività di accoglienza e integrazione, il comune di Montevago, che li ha accolti, ha voluto donare ai bambini le tradizionali uova di Pasqua di cioccolato. Vediamo. Oggi siamo stati alla scuola materna e dell'infanzia del nostro comune per la distribuzione del tradizionale uovo di Pasqua che facciamo ogni anno, e quest'anno si sono aggiunti anche i bambini ucraini, a cui abbiamo dato non solo l'uovo che prepara ogni anno il comune, che acquista il comune, ma anche l'uovo che ha mandato il prefetto, che ha ricevuto da un donatore anonimo delle uova e le ha fatte distribuire alla Croce Rossa Italiana, dando appunto la lista dei comuni che avevano accolto ucraini, e quindi abbiamo ricevuto l'uovo da parte del prefetto, e questa mattina è stato un momento di augurio. Accanto a questo poi abbiamo dato alle famiglie, come ormai facciamo da 3 settimane, i buoni spesa per quello che può servire loro e andare direttamente negli alimentari o nella macelleria o diciamo dal fruttivendolo per gli acquisti pasquali. Una cosa importantissima che voglio sottolineare è l'aver iscritto questi bambini a scuola. Abbiamo fatto la richiesta del permesso presso l'ufficio immigrazione della questura di Agrigento, e mi auguro che anche avendo questo documento loro possano poi accedere al bonus. E abbiamo fatto l'assistenza sanitaria, l'STP, proprio perché queste persone hanno necessità di medico, di medicine, di controlli, eccetera. Quindi in tutti i modi noi stiamo cercando di adoperarci. Abbiamo iscritto anche per un corso online che si terrà grazie all'associazione Dante Alighieri con la preside Ierna. Abbiamo fatto l'iscrizione per far frequentare loro online un corso di italiano. Quindi tutto questo è stato fatto e continua ad essere fatto sulle spalle del volontariato veramente puro, devo dire, perché il comune è solo come sede logistica, ma non abbiamo messo economicamente somme. In tutte le maniere noi stiamo cercando di tenere testa a quella che è la presenza di 34 persone che hanno le esigenze di un comune cittadino, insomma. La cosa che manca, e questo io credo che il governo debba farsene carico, il governo centrale, è la presenza di un mediatore culturale. Finché non c'è la presenza di un mediatore culturale che possa in maniera chiara parlare e quindi togliere quell'ostacolo che è dato dalla lingua, magari la nostra comunicazione è comunque una comunicazione un po' ostica, contorta. Quindi questa è un'altra cosa che secondo me nel sistema non sta funzionando. Quindi queste sono, a mio modo di vedere, le difficoltà che noi stiamo incontrando, ma che ben volentieri stiamo affrontando in queste quasi 3 settimane di presenza di queste persone a Montevago. Da un paio di giorni c'è un avviso per quanto riguarda l'accoglienza diffusa cosiddetta, ed è un avviso rivolto credo alle associazioni, al mondo del volontariato, alla Chiesa, a tutti coloro, a quelle agenzie diciamo che in qualche maniera si sono adoperate. L'associazione A Cuore Aperto, che sta sostenendo questa iniziativa da un punto di vista economico, non è particolarmente interessata ad aderire a questo tipo di avviso, soprattutto perché vorremmo capire e aspettiamo dalla Protezione Civile Nazionale delle delucidazioni in merito. Vorremmo capire invece come fare per accedere al bonus che si può dare direttamente agli ucraini, i famosi 300 euro al mese di cui si è parlato, i 150 per i minori, perché proprio in una ottica, in una logica di accoglienza integrata, noi vorremmo che fossero loro a percepire l'assegno, a spenderlo, a gestirselo, insomma, perché lo scopo di averli portati qua fondamentalmente è questo. Ancora su questo non c'è assolutamente nulla, è quello che è peggio che ieri abbiamo sentito fra qualche settimana, è già passato oltre un mese. Se l'accoglienza in media noi stimiamo di circa 3-4 mesi, magari rischiano queste persone di non riceverlo se non ci sono chiarimenti anche diciamo con una certa velocità. Non va dimenticato che su 4 milioni di ucraini che sono fuggiti, quasi 900.000 sono rientrati ora, perché è un popolo attaccato alla propria terra, non è gente che vuole venire qua e non se ne vuole andare. Quindi tutto questo ha anche un significato. Noi ci auguriamo che loro qui stiano bene, ma sicuramente è una parentesi della loro vita. Quindi da questo punto di vista ad oggi non si è visto nulla. Io continuo a ringraziare invece i miei concittadini
tutti, sia chi ha donato questi appartamenti in maniera gratuita con un grandissimo atto di generosità, sia tutti gli altri, perché in un modo o in un altro ognuno si è adoperato a dare una mano. È il lavoro preziosissimo che tutte le associazioni del territorio stanno svolgendo, coadiuvando quella che è stata l'azione del comune e quello che è il quotidiano svolgimento dell'accoglienza poi sul campo. Quindi oggi è una Pasqua per tutti. Io veramente voglio approfittare di questo momento per augurare buona Pasqua ai montevaghesi, ai miei concittadini, a questi ucraini che abbiamo qui come ospiti e a tutti coloro che in un momento così tragico per l'Europa soprattutto si stanno adoperando per dare una mano a queste persone che fuggono dalla morte. I parchi archeologici e i musei della regione siciliana resteranno aperti durante le giornate di Pasqua e Pasquetta, domenica 17 e lunedì 18 aprile. L'apertura dei siti della regione, sottolinea l'assessore regionale ai beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, è una scelta precisa perché ai siciliani e ai tanti turisti che arriveranno vogliamo offrire l'opportunità di conoscere la nostra storia, la bellezza dei luoghi e le tante mostre in corso nei diversi luoghi della cultura. In particolare ad Agrigento saranno aperti per l'intera giornata di domenica e lunedì, sia al mattino che al pomeriggio, il Parco Archeologico Valle dei Templi, il Museo Griffo e la Casa Museo Luigi Pirandello ad Agrigento. A circa 4 mesi dalla strage di Ravanusa, i proprietari degli immobili che hanno subito danni lievi chiedono di rientrare nelle loro abitazioni. Il servizio di Francesco Milano. Circa 130 persone coinvolte nella strage di Ravanusa l'11 dicembre scorso e rimaste senza una casa, a circa 4 mesi dalla tragica esplosione, adesso lanciano un appello attraverso i microfoni della RAI per poter fare rientro nelle loro abitazioni. Si tratta dei proprietari degli immobili che non sono caduti e che hanno invece subito piccole lesioni o danni parziali. Ma il loro rientro a casa non è così semplice. La zona di Via Trilussa, luogo dell'esplosione, è stata classificata R4, cioè a rischio frane e dunque inedificabile. Il comune di Ravanusa in meno di 3 mesi ha presentato il progetto di riqualificazione dell'area per un importo di poco inferiore ai 25 milioni di euro. È prevista la creazione di un polmone verde, una sorta di parco piazza della memoria. In una zona del centro, ma non la stessa del crollo, invece sorgeranno 45 alloggi da assegnare alle famiglie che hanno perso la casa. Il desiderio dei residenti, soprattutto dei proprietari degli edifici che hanno subito lievi danni, è però diverso. Vogliamo tornare nelle nostre case, costruite dai nostri genitori e dove siamo nati, hanno dichiarato alcuni di loro. Silvia Sazio, legale dell'associazione 10 come noi, chiede al comune di rivedere il progetto, tenendo conto degli immobili che hanno subito danni lievi e dunque di permettere ai proprietari di questi di potervi rientrare tranquillamente. Il comune però ha sottolineato l'impossibilità di edificare in quella zona e ha affermato di stare cercando degli alloggi agibili e abitabili. La perdita di gas di una bombola all'interno di una cucina in un appartamento a Campobello di Licata ha causato una forte esplosione in via Napoli. Il forte boato ha svegliato l'intero quartiere e messo in allerta tutti i residenti. Immediata la richiesta di soccorso con i carabinieri della locale stazione coordinati dai militari della compagnia di Licata agli ordini del capitano Augusto Petocchi che si sono portati sul posto. Il bilancio è di una donna residente nell'abitazione ferita. Nessun danno invece per il compagno e il figlio della donna che al momento dello scoppio si trovavano in un'altra stanza. Danni seri invece per i vetri della casa e qualcuna delle case vicine. La signora ha riportato per fortuna lievi ustioni ed è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Canicattì per le cure del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul luogo si sono presentati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Licata e Canicattì. Adesso la pagina politica, elezioni regionali. Il presidente Nello Musumeci afferma: ho seminato e ho diritto di raccogliere. Vediamo. Sono arrivato a Palazzo d'Orleans e ho trovato una regione devastata. Pensavo di affrontare una strada in salita e ho dovuto scalare le rocce. Ho dovuto scalare le rocce con i miei colleghi assessori. Abbiamo trovato le macerie, 5 anni di macerie che abbiamo e stiamo documentando. Non avevamo messo nel conto 1 anno e mezzo di blocco
per la pandemia che ha occupato il 70% del nostro tempo, io a correre dietro una terapia intensiva, dietro un direttore, dietro un primario, con l'assessore Razza, per tentare di tamponare, facendo un mestiere per il quale nessuno ci aveva insegnato cosa fare, né a me né al collega Fontana della Lombardia, né al collega Toti della Liguria, nessuno aveva fatto un corso per gestire la pandemia. Se mi consenti, abbiamo seminato tantissimo in questi 3 anni e mezzo e continueremo a farlo nel prossimo anno e mezzo, ma abbiamo il diritto anche di raccogliere, perché lo dice la legge del contadino: chi semina raccoglie. Noi non siamo talmente generosi, non ho difficoltà a dirlo, tutti e 13, non siamo, e i partiti della coalizione naturalmente, non siamo talmente generosi da avere sputato sangue per tanti anni e di consentire al primo arrivato in doppio petto di poter raccogliere i frutti. No, non lo vogliamo consentire. Non lo vogliamo consentire, a ognuno il proprio merito. Matteo Mangiacavallo, deputato regionale eletto per 2 mandati consecutivi all'Ars tra le fila del Movimento 5 Stelle e il candidato sindaco di Sciacca del centrodestra. Lui è poi transitato nel gruppo Ars di ex grillini dissidenti di Attiva Sicilia per approdare infine nel gruppo che fa capo al presidente della regione Nello Musumeci. Diventerà bellissima. Adesso la candidatura di Mangiacavallo è sostenuta anche da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Unione di Centro e Movimento per le Autonomie. In merito al suo passaggio dal Movimento 5 Stelle al centrodestra, Mangiacavallo ha dichiarato: io traditore? No. Credo che a tradire gli ideali sia stato piuttosto il movimento, diventato un'autentica spalla del Partito Democratico. Ecco perché me ne sono andato, ma inoltre chiarito i motivi che lo hanno spinto a presentare la sua candidatura. Mi sento un valore aggiunto per il centrodestra, così come considero i partiti del centrodestra un valore aggiunto per la mia candidatura. Conclude. Adesso dunque il numero di candidati alla fascia di primo cittadino del comune saccense salgono a 2. Prima di Mangiacavallo, Ignazio Messina, già sindaco di Sciacca negli anni 90, aveva presentato nei giorni scorsi la sua candidatura. Elezioni in Sicilia, indetti i comizi, 120 comuni al voto il 12 giugno. Tutti i dettagli e le regole nel servizio. Elezioni amministrative in Sicilia. L'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto ha firmato il decreto di indizione dei comizi per le elezioni amministrative che si terranno domenica 12 giugno, così come deciso qualche giorno fa dal governo Musumeci. A essere interessati dalle consultazioni elettorali sono 120 comuni, 107 con il sistema maggioritario fino a 15.000 abitanti e 13 con quello proporzionale, nei quali l'eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.520, le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.747, la popolazione coinvolta è di almeno 1.700.000 abitanti circa. Nella sola città di Messina si voterà anche per il referendum sull'istituzione del comune Montemare, formato da 12 villaggi della fascia collinare costiera tirrenica del capoluogo. Le urne saranno aperte solamente domenica dalle 7 alle 23. L'elettore, sia per il consiglio comunale che per quello circoscrizionale, può esprimere una o 2 preferenze della stessa lista ma di diverso genere, una femminile e una maschile. Il voto espresso in una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa, il cosiddetto effetto trascinamento. Prevista anche la possibilità del voto disgiunto, che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Le liste dei candidati a sindaco al Consiglio Comunale verranno presentate da venerdì 13 a mercoledì 18 maggio alle ore 12. Durante le operazioni di voto sul sito istituzionale della Regione saranno pubblicate 3 rilevazioni alle 12.30, 19.30, 23.30 sull'affluenza degli elettori alle urne, con il raffronto dei dati rispetto alle ultime elezioni amministrative dei comuni interessati.
Lo scrutinio avrà inizio dopo il completamento delle operazioni di spoglio delle schede relative ai 5 referendum sulla giustizia che si terranno nello stesso giorno. I dati provvisori, man mano che verranno trasmessi alle prefetture territorialmente competenti e al Dipartimento regionale delle autonomie locali, saranno immessi sul sistema IDEC, realizzato con la collaborazione dell'assessorato dell'economia e della società siciliana digitale, elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale. Si vota in 2 capoluoghi di provincia, Palermo e Messina, dove le consultazioni riguardano anche le 8 circoscrizioni di Palermo e le 6 di Messina. Nella provincia di Agrigento sono chiamati al voto 10 comuni: Aragona, Bivona, Campobello di Licata, Cattolica Eraclea, Comitini, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Villafranca Sicula con sistema maggioritario, mentre con il proporzionale Santa Margherita di Belice e Sciacca. Ho scritto direttamente al commissario straordinario Leonardo Santoro proprio per chiedere di valutare, ovviamente dopo aver sentito lui stesso sia il commissario ad acta che è stato nominato proprio per il referendum, il dottor Raitano credo si chiami, sia anche l'assessorato alle autonomie locali, di valutare la possibilità appunto di spostarlo quantomeno di 2 settimane nella data dell'ipotetico ballottaggio, il 26 giugno, anche perché parliamoci chiaro, diciamo, il referendum del Montemare, diciamo, è stato, l'indizione è stata fatta per il 12 giugno per una questione giusta, legittima del contenimento dei costi, però è anche vero che ovviamente essendoci le amministrative il ballottaggio, che dovrebbe essere quasi certo, comunque è stato pensato, per il ballottaggio è stato pensato sicuramente anche un impegno di spesa, quindi comunque una spesa per il Comune di Messina ci sarebbe e quindi non cambierebbe niente ai fini dei costi, quindi per una questione di opportunità, senza ovviamente voler entrare nel merito del sì o del no sul referendum, in questa fase almeno personalmente diciamo, su questo discorso non mi sento di esprimermi, anche perché sono i partiti che devono prendere posizione, però sull'opportunità di spostarlo secondo me sarebbe importante proprio per i motivi che lei ha detto, cioè i cittadini messinesi, gli elettori sarebbero già sono oberati con 5 schede relative ai referendum nazionali più 2 schede, consiglio comunale e sindaco con le circoscrizioni, se ci mettiamo anche una scheda in più, insomma la confusione regnerà sicuramente sovrana. Minacce al sindaco di Petralia Soprana Pietro Macaluso, candidato per il 3° mandato. L'ANCI Sicilia esprime piena solidarietà al primo cittadino e condanna il vile gesto ieri delle scritte offensive e intimidatorie su un muro. Vediamo. Il coraggio degli scellerati stavolta approda a Petralia Soprana, 3.000 abitanti quasi in provincia di Palermo, territorio di parco, quello delle Madonie. Il Tazebao è la parete di una cabina elettrica posta appena fuori dal piccolo paese. Frase: sindaco infame, per te solo lame. Destinatario: Pietro Macaluso, primo cittadino in piena campagna elettorale poiché è ricandidato. Macaluso è un medico 54enne ed è stato eletto a giugno del 2017 con la civica denominata Continuare Insieme Pietro Macaluso sindaco, vincendo con 1.229 consensi, ovvero con il 54,65%, sfidando allora Francesco Gennaro, sempre con una civica Noi con voi, Francesco Gennaro sindaco, fermatosi questo a 1.020 consensi, ossia al 45,35%. Messaggio di solidarietà alla volta di Macaluso gli arriva da ANCI Sicilia per mano di Leo Luca Orlando e Mario Emanuele Alvano, ossia presidente e segretario generale, ma anche dal gruppo PD all'Ars, che a mezzo comunicato stampa dichiara: atto intimidatorio ignobile che mira ad avvelenare il clima della campagna elettorale. Ad affermarlo Giuseppe Lupo, capogruppo dei Dem all'Assemblea regionale siciliana. Così come non manca la solidarietà del presidente del locale consiglio comunale Leonardo Agnello, che definisce l'atto indegno e lesivo, condannando ogni forma di intolleranza e di violenza. Agnello ha concluso dicendo che all'ordine del giorno ha posto in proposito una conferenza dei capigruppo per discutere sull'accaduto. Mafia è definitiva la confisca del patrimonio di Giuseppe Federico, 65 anni, imprenditore palermitano leader nel settore dei detersivi a Palermo. I dettagli nel servizio.
Arriva la definitiva confisca dei beni per il re dei detersivi, un impero di 100 milioni di euro composto da quote societarie di 6 imprese, supermercati, conti correnti, 13 terreni, 16 appartamenti, anche 2 ville di lusso, una a Tommaso Natale, l'altra a Sferacavallo. Siamo a Palermo, capitale indiscussa delle operazioni antimafia e antidroga dell'ultima settimana. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno eseguito un decreto della sezione misure di prevenzione del tribunale diventato irrevocabile con sentenza della Cassazione nei confronti di Giuseppe Ferdico, 66 anni. L'ascesa dell'imprenditore è stata interrotta di fatto nel 2017 con il suo arresto, poiché considerato vicino alle famiglie mafiose dell'Acquasanta di San Lorenzo. Il procedimento di prevenzione ha tratto origine dalle risultanze delle indagini eseguite tra il 2006 e il 2008 dagli specialisti del GICO. A ciò si sono aggiunte successivamente le dichiarazioni convergenti di numerosi collaboratori di giustizia e la corrispondenza sequestrata in occasione degli arresti dei boss Bernardo Provenzano e Salvatore Lo Piccolo. Assolto nel primo grado di giudizio, Ferdico venne condannato in appello alla pena di 9 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. A seguito del ricorso in Cassazione, la Suprema Corte ha rinviato gli atti alla Corte d'Appello, che non si è ancora pronunciata. Sulla scorta di quanto emerso è stato instaurato uno specifico procedimento di prevenzione che è servito a ricostruire la storia economico-finanziaria del gruppo imprenditoriale di Ferdico, leader in provincia di Palermo nel settore della grande distribuzione dei prodotti per la casa e l'igiene. Secondo quanto ricostruito, Ferdico avrebbe anche utilizzato per le sue imprese risorse finanziarie di Claudio Lo Piccolo, figlio del boss indiscusso Salvatore. Si sarebbe intestato alcuni immobili ad uso commerciale di proprietà della famiglia di Carini, avrebbe messo nelle proprie società 400 milioni di lire riconducibili alla famiglia dell'Acquasanta, sarebbe stato fin dagli albori a disposizione di Cosa Nostra, garantendo ritorni economici e assunzioni familiari di uomini d'onore. All'atto dell'arresto di Provenzano e Lo Piccolo, ricostruiscono ancora dal comando provinciale, furono trovati dei pizzini il cui contenuto avrebbe avvalorato la contiguità tra Ferdico e la mafia, a cui garantiva posti di lavoro e corrispondeva periodicamente ingenti somme di denaro. Gli approfondimenti economico-patrimoniali hanno fatto emergere l'immissione di capitali nelle aziende da parte del preposto e dei suoi familiari per valori sproporzionati rispetto alle loro capacità reddituali dichiarate, e uno sviluppo imprenditoriale significativo proprio nelle aree territoriali di riferimento delle famiglie mafiose ritenute vicine. Nel 2012 il Tribunale di Palermo ritenne ricorrenti gli elementi per considerare l'imprenditore soggetto socialmente pericoloso, in quanto appartenente al sodalizio mafioso in ragione delle molteplici e radicate relazioni con esponenti di vertice dell'organizzazione, e per questo dispose il sequestro dell'intero patrimonio a lui riconducibile. È morta a Palermo Letizia Battaglia, 87 anni, storica fotoreporter che per tanti anni ha lavorato per il quotidiano L'Ora, raccontando con i suoi scatti la guerra di mafia tra gli anni 70 e 80. È stata insignita di numerosi premi e ha collaborato con le più importanti agenzie giornalistiche mondiali. Tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 si è occupata anche di politica. C'è il servizio. Una fotografa internazionale, spesso definita la fotografa della mafia, e questo è il ritratto della palermitana Letizia Battaglia, una delle prime fotografe donna siciliane che si ritrovò a raccontare con i suoi scatti la stagione delle stragi mafiose degli anni 90, ma anche una Palermo dalle mille contraddizioni riflessa negli occhi delle donne e delle bambine. Vogliamo ricordare Letizia Battaglia nel giorno della sua scomparsa con una delle sue ultime interviste rilasciate ai nostri microfoni la scorsa estate, dove racconta a cuore aperto il suo rapporto con il cinema e la sua passione per la fotografia. Il dolore l'ho sempre condiviso come qualsiasi persona, non è perché faccio fotografie ho un dolore maggiore o più bello, l'ho condiviso con il dolore che vivevano gli altri. Comunque è stato pesante. È stato pesante vivere tutti quegli anni continuamente con il dolore degli altri e che diventava anche mio, diventava nostro.
Il giornale loro era un giornale che si batteva e io ero lì dentro con una macchina fotografica che piano piano è diventata più importante, proprio con il dolore, con la frequentazione. Sono cresciuta così fotograficamente, per cui la mattina incontravo il giudice Chinnici ammazzato e di pomeriggio invece incontravo una bambina di quelle che io cerco e fotografo, o una donna o un'altra situazione, per cui quegli anni sono stati di dolore ma alternati anche di ricerca di bellezza, se no non avrei potuto sostenere tanto impatto. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Il GUP di Caltanissette, Emanuela Carrabotta, ha condannato a 4 anni di reclusione la maestra Maria Capitano, 62 anni, con l'accusa di presunti maltrattamenti sugli alunni della scuola dell'infanzia Gianni Rodari di Milena, in provincia di Caltanissetta. Secondo l'accusa, rappresentata dai PM Chiara Bonafante e Massimo Trifirò, la maestra, difesa dall'avvocato Claudio Testa, si sarebbe resa responsabile di rimproveri arbitrari, lanci di oggetti, minacce, schiaffi, strattonamenti, spinte, pizzicotti, tirate di orecchio. In altri casi i bambini sarebbero stati costretti a mangiare da soli per punizione o a stare in piedi con le braccia conserte, dando le spalle alla classe. I fatti contestati riguardano i primi mesi del 2019. Le famiglie dei bambini si sono costituite parte civile con gli avvocati Salvatore Tona, Calogero Buscarino, Salvi Virciglio, Massimiliano Bellini e Dario Giambarresi. Insieme a lei era imputata un'altra sua collega che invece ha scelto il rito ordinario. Nonna Michela, ex insegnante di lettere, a 102 anni torna a insegnare per un giorno all'Istituto Rosso di San Secondo di Caltanissetta. Michela Ponte, che è da poco guarita dal Covid, è ospite di Nonne Felici 4.0, una casa di riposo nel Nisseno. Grazie al progetto realizzato dalla responsabile della struttura, Rosanna Amico, ogni ospite potrà e può realizzare il suo sogno per un giorno. Nonna Michela, emozionata e commossa, è così potuta tornare alla cattedra a fare l'appello. A uno i ragazzi hanno confermato la loro presenza alzandosi in piedi. Gli anziani sono la nostra memoria, ha detto la dirigente scolastica Bernardina Ginevra, ed è importante vedere come essi rappresentino non solo un riferimento, ma anche una chiara affermazione di quanto la scuola e lo studio siano fondamentali nella vita. Quarta dose del vaccino anti-Covid allicata per nonno Giuseppe. L'86enne ieri mattina è andato al centro vaccinale dell'ospedale per ricevere appunto la quarta dose. Da qualche giorno infatti è stata avviata in Italia la somministrazione delle quarti dosi per gli over 80, per i residenti delle RSA e per gli over 60 con gravi fragilità. La CGIL costituisce il coordinamento sociosanitario che avrà il compito di vigilare sul lavoro di amministrazioni comunali, ASP e distretti sociosanitari. Compito fondamentale del coordinamento, hanno affermato il responsabile Franco Gancemi e il segretario generale CGIL Alfonso Buscemi, sarà quello di definire le linee di indirizzo generale per la stesura di piattaforme rivendicative comunali, identificare le modalità attraverso cui effettuare l'analisi dei bisogni a partire dalle contrattazioni con i comuni, ASP, distretti sociosanitari, sui servizi per la cittadinanza alla luce anche degli interventi del PNRR, concludono. In particolare il coordinamento intende vigilare sui finanziamenti del piano inerenti alla missione 6, ovvero quella che prevede interventi su ospedali di comunità, case di comunità e centri operativi territoriali, il cui obiettivo fondamentale è il rafforzamento della medicina territoriale. Dal PNRR sono disponibili grandi quantità di risorse che potrebbero cambiare il volto dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria in Sicilia. Il coordinamento è composto da 12 componenti e mette insieme la segreteria della CGIL di Agrigento, un rappresentante di ciascuna delle categorie del sindacato. Il nostro problema appunto è quello di spendere bene i soldi, perché i servizi purtroppo funzionano male e nell'ultimo periodo anche a Messina
molti servizi sono stati smantellati, soprattutto dal punto di vista del personale. Diciamo, soprattutto nei servizi territoriali, ma anche in quello ospedaliere, manca molto personale, che è avvenuto col definanziamento della sanità pubblica. Quindi, mentre la sanità pubblica viene definanziata e quindi incontra molte difficoltà per affrontare le problematiche e i bisogni che poi sono le esigenze dell'utenza, che sono per legge devono essere assistiti, invece sono costretti, molti utenti sono costretti a pagare la sanità privata per risolvere il problema che hanno della cronicità, delle varie malattie, e quindi c'è questo problema che è uno dei punti cardine della questione. Ecco, con la pandemia doveva tutto essere diverso, era stato detto che grazie anche alla pandemia la sanità pubblica sarebbe stata potenziata e migliorata. Ora siamo in parte fuori da questa realtà, però purtroppo i cittadini continuano a subire disagi. Sì, esattamente, non entriamo in merito alla gestione del Covid, con le varie situazioni, c'è stato il commissario, però dobbiamo dire appunto che il Covid alla fine ha messo in evidenza tutte le carenze della sanità pubblica, che soprattutto negli ultimi 10 anni è stata depotenziata e quindi non è stata in grado quindi di affrontare in termini propositivi e funzionali i problemi del Covid. Quindi il vero problema è il depotenziamento negli ultimi 10 anni. Si parla di qualcosa come di 37 miliardi a livello nazionale di depotenziamento, quindi il personale soprattutto è stato ridotto e quindi non si possono affrontare le problematiche legate alle malattie, soprattutto alla cronicità. A Caltanissetta è stato avviato il progetto Open Food contro lo spreco alimentare e a favore di coloro che versano in disagio economico, promosso tra gli altri dalla Regione e dalla Croce Rossa Italiana. Dunque in via Michele Amari 13 è stato attivato EquoFood, un fast food inclusivo. Sarà possibile acquistare tutti i giorni, ad eccezione del lunedì, dalle 12 alle 14, esclusivamente con servizio d'asporto, ogni porzione di cibo al costo simbolico di €1. Saranno serviti 150 pasti tra primi, secondi e contorni di qualità garantita dai sostenitori del progetto. È possibile anche donare un ulteriore contributo sia direttamente sul posto sia attraverso la cartolina del dono distribuita nello stesso locale, dove inquadrando il codice QR sarà possibile donare mediante bonifico bancario o attraverso PayPal. La Camera dei Deputati ha bocciato ieri a larghissima maggioranza l'ordine del giorno presentato dal deputato Michele Sodano, che chiedeva di scongiurare i lavori di costruzione del rigassificatore di Porto Empedocle. A votare a favore del punto sono stati i deputati di Alternativa e di Manifesta, che lo hanno anche sottoscritto, mentre PD, Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia hanno votato contro. In particolare nell'ordine del giorno si definiva il progetto uno scempio ambientale che, oltre a essere una mera speculazione, in alcun modo è risolutivo rispetto all'attuale emergenza gas che sta investendo il nostro paese, senza contare che i 3 rigassificatori attualmente esistenti in Italia sono attivi solo al 30% delle loro potenzialità. Sostiene Sodano. Manca anche le necessarie autorizzazioni, considerato che è scaduto il decreto di autorizzazione rilasciato dall'assessorato all'energia della regione siciliana, così come è scaduto il nulla osta per la soprintendenza. Non solo, secondo Sodano, nel progetto originale non vengono considerate le esigenze di sicurezza e tutela dei centri abitati vicini all'impianto previste dalla normativa Seveso per impianti a rischio di incidente rilevante. Il rigassificatore disterebbe circa 300 metri dalla città di Porto Empedocle, oltre 18.000 abitanti, a pochi metri da una scuola materna, e si situerebbe a ridosso della città di Agrigento. Abbiamo il 45 dell'onorevole Sodano, parere. Onorevole Vianello. Prego.
Chiedo scusa Presidente, può ripetere qual è il numero di ODG che stiamo andando a discutere? 45 dell'onorevole Sodano. Prima firma Sodano. Allora vorrei, il Presidente, sottoscriverlo a nome della componente alternativa. Ringrazio il collega Sodano per aver riportato questo argomento e vorrei anche dichiarare la motivazione perché, non lo so, il parere contrario del Governo, c'è stato il parere contrario del Governo. L'ordine del giorno del collega Sodano chiede sostanzialmente di bloccare quella che è la costruzione di un nuovo rigassificatore, sarebbe il quarto in Italia, che se è vero che ha avuto delle autorizzazioni circa una decina d'anni fa, è anche vero che sono cambiate profondamente le questioni. Parliamo del rigassificatore di Porto Empedocle in Sicilia, una zona fantastica a 2 passi dal patrimonio UNESCO, e fare un rigassificatore a 300 metri dalle case adiacenti a quest'area, che ripeto è patrimonio dell'UNESCO, per noi è una follia. È una follia non solo dal punto di vista paesaggistico, culturale, storico, identitario del nostro Paese e della bellissima Sicilia, ma soprattutto per l'inutilità, visto che noi in Italia gli attuali 3 rigassificatori, ribadisco per l'ennesima volta, sono attualmente per 1/3 vuoti. Quindi i rigassificatori già esistenti sono vuoti, non sono pieni del tutto. E quindi andarne a costruire dei nuovi creerà una nuova ridondanza, perché come abbiamo già letto dalla relazione dei servizi segreti al Parlamento, l'Italia ha già una infrastrutturazione ridondante sulla gestione del gas, per cui è inutile andare e insistere a un nuovo rigassificatore. Ma soprattutto è inutile non solo perché non ne abbiamo bisogno, ma anche perché quest'atto, oltre a spendere ulteriori soldi, legherà ulteriormente il nostro Paese per altri 20 anni al gas, quindi legando anche lo sviluppo industriale al gas, rendendoci nuovamente schiavi, perché qua è schiavitù nei confronti delle fonti fossili che vengono dall'estero, perché è dall'estero che vengono la maggior parte delle fonti fossili. L'Italia, si sa, non è autosufficiente. Se dovessimo consumare tutto il gas che abbiamo nei nostri giacimenti non ci basterebbe per 6 mesi. Per cui Alternativa si schiera col collega Sodano contro l'ipotesi del rigassificatore in questa zona fantastica a 2 passi da un patrimonio UNESCO che è patrimonio di tutti e dell'umanità, che tutti dovremmo salvaguardare. E annunciamo il voto favorevole all'ordine del giorno Sodano. Onorevole M. Grazie Presidente. In primis per sottoscrivere a nome della componente manifesta quest'ordine del giorno del collega Sodano. Ringrazio anche il collega Vianello che ha già intervenuto sull'importanza di questo ordine del giorno, e magari vorrei anche ricordare che proprio in quest'ottica si sta parlando non solo di rigassificatore di Porto Empedocle, ma anche in altre regioni, in altre zone, in questo caso nella mia Toscana a Piombino, dove si parla anche lì di mettere nel porto un rigassificatore dove già il sindaco si è espresso contrario. Quindi io piuttosto chiederei al governo di rivalutare questa decisione, di fare in modo che possa essere sicuramente una transizione energetica pulita, non un legame, non un binding per altri decine di anni alla dipendenza dal gas. Quindi noi firmiamo e sottoscriviamo quest'ordine del giorno. Grazie. Grazie a lei onorevole M. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Raduzzi, prego. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente io chiedo al Governo e soprattutto alla maggioranza e ai colleghi del 5 Stelle e a tutte quelle forze che dicono a parole di essere ecologiste di sottoscrivere questo ordine del giorno, che è un atto di indirizzo che dice semplicemente nuovi rigassificatori non possono essere fatti a 2 chilometri da un sito che è patrimonio mondiale dell'UNESCO, la Valle dei Templi. Quindi sappiamo che questi rigassificatori ci serviranno solo a importare gas che ci viene dagli Stati Uniti ad un costo del 30-40% in più, devastando il nostro territorio, gas più costoso, meno ecologico. Quindi colleghi, rivediamo questo parere e votiamo questo ordine del giorno. Grazie. Grazie a lei onorevole Raduzzi, nessun altro intende intervenire, quindi pongo in votazione l'ordine del giorno 45 dell'onorevole Sodano con parere contrario del Governo. La votazione è aperta.
L'eurodeputato Ignazio Corrao ha dichiarato che secondo le stime della Commissione Unione Europea il fiume Naro e il bacino della costa agrigentina e dei comuni limitrofi entro il 2024 potrebbe essere conforme alla direttiva sulle acque. Il fiume Naro, spiega Corrao, oggi è uno dei corsi d'acqua più inquinati d'Europa. Oltre ai rifiuti smaltiti illegalmente, ancora oggi vengono scaricati i fanghi di depurazione e le acque reflue dei comuni limitrofi, sprovvisti di adeguati sistemi di depurazione. In seguito alla mia interrogazione, prosegue Corrao, la Commissione dell'Unione Europea ha annunciato che dopo la multa all'Italia per il mancato recupero e trattamento corretto delle acque reflue nell'Agrigentino, finalmente i lavori iniziati nel 2021 dovrebbero permettere di garantire la conformità alla direttiva nel 2024, ha concluso l'eurodeputato. Adesso lo sport, il Giro di Sicilia fa tappa nell'Agrigentino. Ieri seconda giornata che è partita da Palma di Montechiaro. Sul gradino più alto del podio sale Damiano Caruso. Per il ciclista siciliano è la prima vittoria nella sua terra e ha affermato: sono davvero molto emozionato per tanti motivi. Ho vinto nella mia Sicilia con la maglia della nazionale. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, che considera questa tappa un'occasione per mostrare al mondo le bellezze del territorio. Ieri, dunque, a fare gli onori di casa è stato il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Oggi tappa nella città della Scala dei Turchi. Siamo oggi veramente contenti ed emozionati di ospitare il Giro di Sicilia, è veramente un'emozione indescrivibile, ci consente ancora una volta di mostrare le bellezze della nostra città con grandissimo orgoglio. Ringraziamo il Presidente Nello Musumeci, l'assessore Messina per averci dato questa importantissima opportunità. Ancora una volta Palma urla al mondo non solo che esiste, ma urla la sua bellezza e ha voglia di farsi conoscere nel mondo. Come direbbe il grande Corrado, e non finisce qui, perché a breve, dopo il Giro di Sicilia, avremo la Biennale del Gattopardo, il Premio del Gattopardo, e si continuerà per più di un mese ricco di attività internazionali che daranno ancora lustro a questa nostra amata città. Ecco, le telecamere di tutto il mondo puntate su Palma di Montechiaro, sport e turismo sempre più a braccetto. Sì, sport, turismo, crescita culturale, crescita infrastrutturale, tutto quanto è possibile fare lo facciamo con orgoglio, con dedizione, senza mai lesinare sforzi, orgogliosi di servire questa comunità. Adesso il calcio, eccellenza, scopriamo chi è candidato ai play-off e chi invece ai play-out con Carmelo Lentini. Con 2 gare rimaste da giocare, il cui esito decideranno le sorti della futura griglia play-off, tolto il Canicattì oramai promosso in Serie D, Akragas, Don Carlo Misilmere e Pro Favara hanno raggiunto la certezza matematica di partecipazione. Per il quarto ed ultimo posto rimasto invece sono in corsa Mazzarese, Enna ed Oratorio Marineo. Attenzione però, perché queste 3 squadre sono obbligate prima a ridurre il distacco dalla seconda classifica, in questo caso l'Akragas che è di punti nel 57 e il cui vantaggio è di 10 punti, altrimenti diventerà solamente uno spareggio tra terza e quarta e la vincente andrà in finale con l'Akragas che rimane in attesa. Ma quali saranno le ultime 2 partite che disputeranno appunto queste prime 4 squadre? L'Akragas dovrà giocare con Pro Favara ed Enna, Don Carlo Misilmeri con Oratorio Marineo e Marsala, Pro Favara con Akragas e Casteltermini, Mazzarese con Unitas Sciacca e Nissa, Enna con Parmonval ed Akragas, infine l'Oratorio Marineo con Don Carlo Misilmeri e Canicattì. Anche per la zona retrocessione c'è lo stesso discorso, infatti si deciderà tutto nelle ultime 2 giornate del campionato, sia per quanto riguarda la retrocessione che la griglia play-out. Diciamo subito che, rimanendo con questa classifica, Monreale e Marsala andrebbero direttamente ai play-out avendo 15 e 14 punti, mentre Casteltermini e Cus Palermo invece andrebbero direttamente in promozione. Casteltermini ha 12 punti e il Cus Palermo ne ha 9. Però mancano ancora 2 partite, ci sono in palio ben 6 punti. Quindi il Monreale ancora dovrà giocare lo scontro diretto con il Casteltermini e poi con il Castellammare.
Il Marsala dovrà giocare lo scontro diretto col CUS Palermo e col Don Carlo Misilmeri. Il Casteltermine dovrà giocare lo scontro diretto con il Monreale e la Pro Favara, mentre il CUS Palermo dovrà giocare lo scontro diretto con il Marsala ed il Mazara. Quindi tutto è ancora da scrivere per quanto riguarda sia la griglia che la retrocessione diretta in campionato di promozione. Allora, post gara con Mister Aprile, bella partita oggi al Francolo Monaco, ma grande Parmonval. Sì, grande Parmonval, bella partita contro un avversario veramente forte, malgrado le assenze dei due difensori titolari. Devo dire che è una squadra che mi ha fatto veramente una grande impressione. Vabbè, del resto è allenata da un grandissimo allenatore, è una squadra che merita ampiamente il secondo posto e che mi auguro onestamente che lo possano mantenere e che possano fare dei playoff dell'anno. Riguardo alla mia squadra, quando giocano con questa voglia, con questa cattiveria, sappiamo che soprattutto in casa ce la possiamo giocare con tutti. È un pareggio che ci prendiamo, ce lo prendiamo, la Natalia, ci ha fatto veramente un gol che in queste categorie non si vede spessissimo. Lo avrebbe meritato, lo avremmo meritato noi, magari non so, la vince, questo non si sa, però comunque sarebbe stato bello passare in vantaggio. Va bene così, ora ci riposiamo qualche giorno, stacchiamo la spina e poi riprendiamo per le ultime 2 giornate. Adesso 2 settimane di sosta, poi il campionato riprende con le ultime 2 giornate, Enna al Gaeta, poi in casa chiuderemo la stagione con l'Unitas Sciacca. Sì, ora stacchiamo per qualche giorno perché i ragazzi se lo meritano, quindi poi riprenderemo verso metà della settimana prossima a preparare questa trasferta di Enna. Anche lì andremo a giocarci la nostra partita come abbiamo sempre fatto fino ad oggi. Si può vincere, si può perdere, però onoreremo il campionato fino alla fine. Grazie mister. Grazie a te Mario. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.